Saluti a tutti e bene gattadas e bene gattaus, amigas e amigos de su CSC Unla de Aristainsi. Oggi seguius con su scoverri altre due regolleddas che si permettiti de tenni seguresa men su tramudu de sa lingua nostra, de soralitadi a sa scrittura. E comenzaus con su pigai in considero un fenomeno che dinanta assimilazioni. E cos'esti s'assimilazioni? E questa faina che nosu, sena denti coscienza, su un pru dei voltas fadeus, quando in una lova de sonus, che può intessi accostare vario, finzas a tretto su de s'atru, uno de questo sonus si furria da essa a quali de su dottu, o in parti simbillanti a su sonu che porta ad accostau, innantisi o appustisi. O magari siano a tretto de vari su de s'atru, dunque se uno sono, narau capiga da ispiessinnus foneticus sa vestimenta fonetica de s'atru sono. Now, aici sa regola d'usciu che è pago clara, però con qualcun esempio si comprendeus meglius. Si comincia a narrare che da quando esti su primo sono chi vincidi e fai disparessi su desusu, si narra che sei usananti di un'assimilazione progressiva, e ti onai progressiva, che è su primo sono chi vincidi, si indipappa su desusu e andata innantisi. Faccio un esempio, men biddas, commente a Bizzi, Orune, Tonara, Santo Lussurzu, ma vinse in un montone di altri luoghi, di altre vite di Sardegna, ponnai a Ramundu, issu su nanta Remunnu, nanta munnare, ponnai mundai, nanta munnu, nanta tunnu, pronunziata frasias commente a su munnu e tunnu, dei annai su mundu e tundu. No, issus s'allova de consonantisi nd, non da pronunziata, fainti un'assimilazione, vincidi sa primo consonanti, su primo sono sa n, che è commette che si indivappidi sa d, e poco su chi dinanta che esti un'assimilazione progressiva. Si tramudaus una ida commette a usacche, ponnai, in busacche issu sunanta ballos de pazza, poitta che s'allova PR de prazza, che arriba da sul latino plateam, non da pronunziata, issu sunanta pazza, se obessiu a pazza. Custa puru est un varu de assimilazione progressiva, che vincidi su primo sono. Quando invece esti su de du sonus chi vincide e fai disparessi su primo, si narra che s'assimilazione esti regressiva e stanai a torrai a segus, torra da segus. In bidda sa meda, in logu su meda de Sardegna, nanta frasias commente a so in pessamento, pessamento, iada de pessi pensamento. Deppo pensare a tutto Deo, in noi s'allova ns non da pronunziata, vincidi sa s, che est sa de duas consonantisi, e comete che si indivappi di sa n, e questo verbo est pensare, o a sa campidanesa, pensai, pensai, ma non pessai, non pessamento. In noi seus ananti de una assimilazione regressiva, a torrai a segus, che vincidi sa de duas consonanti sa suba de sa prima. Ancora, Deo in bidda mia, nosu naraus che custu muru est attu meda, attu, se obessiu a sotto, ma po buffà un licore de mutta, serra subottavi, ma sa verità è che Deo non stiamo pronunziando una lova de consonanti che esti RT, poiché Deo non gli adeppi scri attu, ma gli adeppi scri artu. Quando Deo naru besso a sotto, arriba da de ortu. Licori de murta
deu donare un mutta, ma doesti una RT asuta, mutta, murta. Quando naru pottavi, esti portali, la senda perdiga deus a L da furrio a un altro sono, un uvaro de B, che non est una B. Duncas, custa funtis assimilazione che acontessit in sa lingua fueddata e funti de genia regressiva, attorraia segus. Sa regula calli esti. Sa regola esti che s'assimilazione nosu, sia da progressiva, sia da regressiva, podeusu e da depeusu si chia fai, candu fueddausu, ma non bolli tramudata mai a su scritto. Duncas, in su scritto non da depeusu marcai. Tutto questo fueddo che io intendo e frasi sceltas in su scritto, bolliti scritta segumente a remundu, non remunnu, mundare, non munnare, su mundu est tundu, su mundu è tundu, non su munnu est tundu. Ballos de prazza, pensamento, pensare, artu, ortu, murta, portali. Duncas, lassausu is assimilazioni a sa lingua fueddata, ma non da sa depeusu tramudai a sa lingua scritta. A chi peusu a questionare de un altro fenomeno che è cusso de sa metatesi e i testi sa metatesi. Sa metatesi è sa cambia de ponidura intra de due sonus o de due sillabas. Dunque se potete essere una metatesi che pertocca da due sonus, due consonantisi, o finza sa porta sa due sillabas. Fateus un esempio. De questo fueddu latino, che fu di Petram, tipo nai Petra, in sadru, con su curri de su tempus, in fonetica storica, secondo il logos nosu di narausu Petra, secondo il logos di nanta perda, videsi che questa R, questo sono consonantico, è transio del logo, secondo il logos di nanta preda. Dunque, da Petram latino potete ottenere pedra, perda o preda, su nomini proprio de persone, come può essere Petrum. Petrum, in logos meda è Pedru, e sa R a barra d'angunisi, noi fudim in settimo, in logos meda esti perdu, saluda a perdu, in logos meda esti predu, in nugoro, onde nai una annanta santu predu. La vaiga c'ha biddas in noi s'ammettatesi de sa R bruschettottu, sa transitura de gustu sonu est una cosa spantosa e finza crositadosa. Si andais a Cravasa, teneis amigas o amigos in Cravasa, e designarais de pronunziai in sadru, in cravarissu, ho lanciato un sasso contro la barca verde, esa intendi che su cravarissu s'adannai a puscuttu a preda sa bracca bridi. Tornai a bella bellu, a puscuttu a preda, e non pedra, a sa bracca, e non barca, bridi, e non birdi. A puscuttu a preda, sa bracca bridi. Saras, commenti Deus deppi scriri una frase a commenti a su cravarissu a poscutto a preda sa bracca bridi, Deus deppi scriri commenti a poscutto una pedra a sa barca birdi. Scritto in LSC Bessidi AIC, scritto invece a sa maniera narausu prusu de capegiossu de sisula, preferida del suo repertorio grafematico sperimentali e dei regulas campitanesas, Deus deppi scriri aici. A vortas la vaiga s'ammettatesi poi per toccare finza su una sillaba in trea, dunque non scetti uno sono che tramuta e con cambia da deponidura, no, ma finza sa sillaba.
Pensai che in bidda sa meda annanta su fueddu carrancone, pornai gancio, no? Uncino, e questo fueddu carrancone altra cosa non estisi non su cancarroni, ma doado una metattesi sillabica de sa sillaba in trea. In bidda sa meda su fueddu magasinu, dinanta comasinu, camasinu. Su fueddu italiano rosmarino, ponai su spiccu, su zippiri, che dinanta in logo su meda, dinanta romasinu, o ramasinu, cum metattesi sillabica. Teneus un aggettivo in sardo, in bidda sa meda, in logo su meda, annanta che su pippiu esti nischizzosu, ma questo aggettivo nischizzosu, noioso, poi che pica male, no? Ma a supportai, arriba da dess'italiano schizzinoso e nosu dodorraus a nischizzosu con una metattesi sillabica, dessa sillaba. Sa regula calesti può torrai in metattesi in sa scrittura. Nosu in metattesi sigheus ad asannai candu fuedaus. Dunque se incravas, non è che non posso temui prusunai a poscutto a preda sa bracca bridi. Siga tannai a poscutto a preda sa bracca bridi. Nugoro siga tannai santu predu. Podeus unai perda, podeus unai perdu, ma in su scrittu in metattesi non bolliti marcadas a mai. Dunque, i sonus dus depeus lassai in sa sea etimologica in soru, in sa sea etimologica in noi sagattanta, ma in su fueddu antigu, che può essere del sul latino, ma vizas de altra lingua, dei noi su fueddu satru arribala. Dunque, sa metattesi sigheus ad annai, sigheus a chistionai, a fuedai su satru, a ice tutto come deu connottu, ma in bidda nostra, dei mannus nostus, ma in su scrittu non da depeus tramudai mai. In custa puntadedda, dunque, si depeus arragodai de commenti non tramudai in si scrittura i fenomeni de s'assimilazioni e de sa metattesi, deo mi affirmai in noi, siamo appuntamento a un'altra puntata in noi eusa scoverri che alle funtisi consonantisi candus reviti poteus tramudai mensa scrittura commenti addoppiata, dunque che alle funtisi i doppias mensu scrittu, e però siamo appuntamento di questionaus mensu videoclip invenienti, grazie a posai ascoltau e in saras a si torrà a ascoltare e a si torrà a viri con saluti.